dichiaro ufficialmente aperto il secondo Nell'aula magna del Bo scrosciano gli applausi. Si apre così il Festival Paralimpico che per la sua seconda edizione ha scelto la città di Padova, una città che nel 2020 sarà la capitale europea del volontariato. Lo sport come diritto universale, questo è il tema che verrà affrontato fino al 7 di novembre, con eventi, convegni e ospiti illustri come Alex Zanardi, nuotatore Francesco Bettella e l'ambasciatrice del sitting volley Nadia Bala. Il significato è ricordare a tutti, per primi a noi stessi, che lo sport non è soltanto una dimensione agonistica, non è soltanto un luogo di competizione, ma lo sport è strumento, è un luogo di promozione cultura, di socializzazione, strumento di inclusione. E allora ecco che la cultura paralimpica si colloca in questa direzione, ovvero sia un movimento che non dimentica qual è la propria responsabilità sociale utilizzando lo sport, ovvero sia cambiare il mondo e la società. Il cortile antico del Bo per l'occasione ospiterà una mostra di foto di Oliviero Toscani dedicata agli atleti e allo sport. Sono attesi oltre 1000 studenti da tutta Italia. La parola cultura paralimpica intanto ci avvicina a quello che siamo, l'università come luogo di formazione, anche di formazione delle coscienze. E quindi ci dice che i diritti, l'inclusione, la possibilità per tutti di esprimersi per quello che sono, per quello che hanno, per la passione che sono in grado di esprimere è un valore altissimo, un valore che lega un'intera società e nella quale l'università ha un ruolo fondamentale nella formazione. L'evento apre il percorso che porterà la Città del Santo a celebrare il terzo settore l'anno prossimo e che vedrà a febbraio la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella per inaugurare Padova, capitale del volontariato. Sono giornate importanti in cui si capisce che la disabilità è una cosa che deve cambiare nella nostra mente, nei nostri atteggiamenti, e questo penso che questi 3 giorni facciano bene non solo a Padova ma faccia bene a tutta l'Italia.